Buonasera, ben ritrovati, è lunedì, è il 1° di marzo ed eccoci qui dagli studi di Telecittà per la puntata di Speciali Dilettanti. Vi abbiamo così accompagnati durante il mese con delle puntate spot che abbiamo avuto grazie ovviamente a tutti i collaboratori di avvicinamento a questo che è l'evento ovviamente quello mensile, quello che aspettiamo con tanto piacere e poi andiamo a realizzarlo. Vado subito a presentare lei ovviamente, Ginevra Marognoli. Ciao Ginevra. Ciao Salvatore, grazie mille, buonasera a tutti. Puntata ricca di ospiti anche questa sera, quindi direi subito di presentarli. Partirei da Claudio Ferrarese, il nostro direttore sportivo. Buonasera. Buonasera. Continuiamo poi con Andrea Maniero, direttore sportivo del Campo d'Arsego. Buonasera a tutti, grazie. Luca Crepaldi, giornalista del Gazzettino. Grazie Ginevra, buonasera a tutti. Felice Bussolo, il nostro opinionista. Grazie dell'invito e buonasera a tutti. E concludiamo poi con l'altro nostro opinionista, Germano Zerbetto. Buonasera Ginevra e buonasera a tutti i telespettatori. Allora, campionato che sta entrando nel vivo della sua... delle sue giornate, si è giocato in questo fine settimana la quarta di ritorno. In questo mercoledì che andiamo, il 3 di marzo, non ci sono gare da recuperare. Inizialmente sembrava ci fosse un recupero tra Campodarsego e Delta, invece poi è stato spostato di una settimana, quindi insomma una settimana tra virgolette tranquilla, che farà in modo che le squadre, anche quelle un po' più in difficoltà, che giocano costantemente da qualche settimana, domenica, mercoledì, domenica, abbiano l'opportunità di allenarsi bene, come si dice in questi casi. Direi, andiamo a vedere cos'è successo in questo fine settimana, vediamo i risultati. La cosa positiva che abbiamo colto in queste ultime settimane sono 3 turni che si giocano tutte e 10 le gare su 10. Non accadeva da tanto tempo, quindi direi è un bel segnale positivo. Speriamo si possa procedere in questa maniera. Vediamo i risultati. Ambrosiana San Giorgio Sedico 1-2, Arzignano Valchiampo Trento 0-1, Belluno Union Feltre 2-1, Campodarsego Manzanese Calcio 1-4, Cartigliano Cagliero Terme, Calcio Cagliero Terme 0-0, Chionse Luparense 1-1, Cerlinse Muzzane Prodeco Calcio Montebelluna 1-3, Este Union Clodiense Chioggia Sottomarina 0-3, Bolzano Adriese 5-0 e per concludere Delta Porto Tolle Mestre 0-1. Adesso andremo con gli ospiti ad analizzare questa giornata, però prima di entrare nella giornata sportiva che abbiamo appena chiuso ieri, direi diamo uno sguardo anche alla classifica attuale, perché abbiamo spesso detto che il Trento è la squadra da battere, ma sin qui non aveva creato quello strappo con le altre squadre. Sembra invece che nelle ultime giornate il Trento abbia trovato una concretezza decisamente molto importante, probabilmente anche la continuità di poter giocare in questo periodo con continuità possa aver dato alla squadra di Carmine Parlato più consapevolezza dei propri mezzi. In testa infatti il Trento con 49 punti in classifica, prosegue poi il Manzanese Calcio con 44, 41 punti per l'Union Clodiense Chioggia Sottomarina, 38 per il Belluno, 36 per il Mestre, 35 per la Luparense, 30 per l'Adriese, 29 punti in classifica per Este Calcio Cagliero Terme Cartigliano, 27 per Arzignano Valchiampo, 26 punti in classifica per Cerlinse Muzzana e Virtus Bolzana e Union San Giorgio Sedico, 25 punti per la Prodeco Calcio Montebelluna, 23 per il Delta Porto Tolle, Union Feltre con 22 punti in classifica, 19 per il Campo d'Arsego e l'Ambrosiana, per concludere 17 punti per il Chions. Ecco, questi i numeri della giornata, questa è la classifica. Ovviamente da ricordare che ci sono tante giornate da recuperare, spicca il Delta
Delta che ha addirittura 8 turni da recuperare, però anche il Campo d'Arsego di Andrea Maniero, che è qui con noi, poi analizzeremo, ha molte gare da recuperare, se non sbaglio sono 4. Partirei per importanza di classifica, come si fa di solito, dal big match di ieri, big match che si è vissuto ad Arzignano. So che Germano Zerbetto lo ha seguito anche per la diretta radio, ma so che era presente anche Claudio Ferrarese. Allora Claudio, parto da te e da Germano. Tu hai sin qui in questa stagione seguito il girone B, interessato ovviamente con la tua squadra che era il Sona, e invece ieri e magari in altre occasioni sei andato a vedere giocatori, a vedere squadre, a capire un po' anche la qualità degli altri gironi. Cosa hai visto ieri in questo big match tra l'Arzignano e il Trento? Sì, è vero, ultimamente sto andando a vedere più il girone C, ho avuto la possibilità di andare a vedere il Caldiero, ieri appunto ero ad Arzignano con Germano, e vi devo dire la verità, ho visto una partita tosta, una partita maschia, e ho capito che il Trento veramente è una squadra molto forte che darà del filo da torcere a tutti, e sarà dura pensare di arrivargli davanti. Ho visto anche la Manzanese, è per questo che dico anche questa cosa. E poi, per carità, è vero che mancano ancora tante partite, ci sono dei recuperi, ci sono insomma tante partite ancora da fare, ma ieri ho visto veramente una squadra quadrata che ha portato a casa una partita che magari non meritava di vincere, perché dopo non so cosa ne pensa Germano, ma penso che un pareggio era forse il risultato più giusto. Però insomma questi sono segnali importanti che quando vuoi vincere un campionato, insomma, loro sono dei mestieranti, hanno una grande panchina, tra l'altro, perché non dimentichiamo questo, che con tutte queste partite, con questi turni infrasettimanali, avere una rosa come ce l'ha il Trento, insomma, fa la differenza alla lunga. Certo, Claudio, mi soffermo per qualche attimo sulla partita e sul Trento. Trento, insomma, hai detto squadra che sa il fatto suo, in panchina c'è un allenatore, credo, tra i più vincenti per quanto riguarda la Serie D, credo abbia vinto 4 campionati nel suo curriculum, poi diversi secondi posti, quindi è un allenatore che sa il fatto suo e un organico importante. Tu che sei insomma uomo mercato, fai questo, no, di mestiere, anche i colpi di mercato tra le varie società, cioè il Trento che continua ad acquistare giocatori e mettere a puntellare la formazione di Carmine Parlato, la Manzanese che negli ultimi giorni, negli ultimi 15 giorni ha messo a segno un paio di colpi importanti, vedi Boscolo Papo arrivato dall'Adriese ieri a segno, vedi Felipe che avrà l'esordio prossimamente, insomma le due squadre si stanno veramente dando battaglia. Dall'altra parte il terzo incomodo, l'Union Clodiense che rimane lì in scia. Tra poco ci sarà il recupero, quindi Trento-Manzanese, e tra pochissimo, ci sarà Trento-Union Clodiense. Quindi si potrebbero decidere un po' le sorti di questo campionato nel giro di 15-20 giorni? Beh, diciamo che Trento-Manzanese tra poco tempo sicuramente darà un po' ci dirà veramente cosa potrebbe succedere in questo campionato, perché chiaramente se la Manzanese dovesse vincere a Trento riaprirebbe tutti i giochi, se il Trento dovesse vincere per me sarebbe una vera e propria fuga, e poi c'è comunque questa Clodiense che chiaramente è lì, è allenata da un buonissimo allenatore che conosciamo tutti, quindi ritorno al discorso tuo di prima, chiaramente avendo in panchina anche il Trento uno come Carmine Parlato, insomma sappiamo benissimo quello che ha fatto in questa categoria. E ho visto la Manzanese giocare di Roberto Vecchiato e devo dirti che mi ha impressionato soprattutto il reparto offensivo, però non la vedo squadra a livello del Trento. Ecco, il Trento veramente, per noi addetti ai lavori che stiamo guardando le partite, comunque ci rendiamo conto, come tutti voi chiaramente, oggi il Trento dà la sensazione di essere proprio qualcosina in più. Tra l'altro con giocatori esperti di categoria che hanno fatto anche la Lega Pro, giocatori che da un momento all'altro, ieri eravamo a vedere la partita piatta, partita strana, però avevamo la sensazione tutti, penso, che il Trento da un momento all'altro potesse fare gol, perché quando hai un attacco del genere, quando hai un centrocampo del genere, quando hai una difesa del genere, in ogni momento insomma puoi sbloccare il risultato. Certo, Germano Zerbetto, ieri effettivamente insomma, ci si poteva sperare che l'Arzignano arrivava insomma, da un'ottima prestazione che potesse fermare questo Trento, perché nelle ultime settimane il Trento ha fatto bottino pieno.
Sì, in effetti con ieri la quinta vittoria consecutiva, come abbiamo sentito poi anche nell'intervista il presidente Giacca, una partita, come ha detto Claudio molto bene, è stata una partita equilibrata, decisa da un episodio, il calcio di rigore, però in effetti il Trento, vedi proprio la squadra, la corazzata, che da un momento all'altro hai sempre l'impressione che possa sbloccare il risultato. Rispetto a un mese fa, adesso ha aggiunto anche il fatto che non si fa più recuperare, quindi una squadra del genere con una panchina importante, perché ricordiamo insomma, ecco, anche la rosa a disposizione di mister Parlato effettivamente ha fatto suo la partita. L'Arzignano comunque non mi è dispiaciuto, soprattutto il primo tempo che si è reso pericoloso. Abbiamo visto le immagini anche con un colpo di testa di Forte che ha schiacciato per terra la palla, che si è alzata, e ha avuto anche l'occasione appunto di sbloccare la partita. Probabilmente ai punti sarebbe stato giusto più un pareggio, però sappiamo che il calcio è fatto di episodi e l'episodio in questo caso è stato a favore del Trento col calcio di rigore. Germano, episodio che poi vedremo nell'angolo dedicato, l'abbiamo chiamato angolo VAR, no? E vedremo un attimino di analizzare anche un paio di episodi, magari capiterà nelle prossime puntate di analizzarne qualcuno in più. Oggi, se non sbaglio, abbiamo 3 episodi, di cui uno è proprio una sentenza, poi abbiamo anche Andrea che iniziamo a coinvolgere, il rigore proprio capitato ieri tra Arzignano e Trento, e poi la punizione invece calciata dall'Ambrosiana sul finale del primo tempo, finisce in gol ma l'arbitro annulla misteriosamente. Poi cercheremo di capire a livello di regolamento se c'erano gli estremi per annullarla o se c'è stato un errore arbitrale. Un'ultima cosa per il momento, Claudio, il livello di questa Serie D, tu che hai masticato il girone B per praticamente tutto il girone d'andata e qualche altra partita, spesso si dice che il girone B sia quello tecnicamente più difficile. Girone C invece ha altre doti. Visto che hai seguito un po' di qua, un po' di là, il livello secondo te di uno e dell'altro? Quest'anno ti devo dire la verità, ho avuto la sensazione che il girone C fosse qualcosina in più. Ho fatto 2 anni il girone B e 2 anni il girone C, però veramente quest'anno vedo delle corazzate nel girone C incredibili. Penso che il girone C quest'anno sia proprio difficile da vincere. Magari per salvarsi lo ritengo all'altezza del girone B, mentre quest'anno nel girone B non vedo quelle 5-6 squadre dove quest'anno nel girone C si vedono. Chiaramente anche nel girone C 2-3 squadre le vedi più forti delle altre, certo. Però vedo molto equilibrio e devo dirti una cosa, che fino alla fine comunque sia da una parte che dall'altra è sempre dura vincere ed è sempre dura salvarsi. Sicuramente nel B diciamo che si giochicchia un po' di più, ecco, io ho avuto sempre questa sensazione, anche se ripeto quest'anno per la prima volta, anche sentendo parecchi addetti ai lavori, abbiamo la sensazione tutti che nel girone C quest'anno ci sia da combattere e si sia alzato il livello in maniera ottimale. Certo, bene, ci fa piacere riscontrare questo. Allora, abbiamo il primo ospite telefonico da remoto e andiamo a salutarlo ed annunciarlo. Primo ospite in collegamento questa sera, Tiozzo Luca, attuale allenatore del San Giorgio Sedico. Tra le tante è stato allenatore anche del Delta Portotolle, Triese, Matelica e Mestre. Quindi do la buona serata a Tiozzo Luca. Buonasera a tutti. Buonasera Luca, ben arrivato a Speciali Dilettanti. Ascolta Luca, prima di entrare in tema campionato, visto che insomma anche Claudio ha fatto la sua analisi esprimendo insomma il campionato di Serie D girone C di altissimo livello, poi vogliamo sapere ovviamente la tua visione. Venerdì sabato siamo stati tutti colpiti da una notizia che per noi è stata un po' un fulmine a ciel sereno. Quella notizia che è arrivata su tutti i social, su tutte le testate giornalistiche, la notizia del DASPO che è stato comminato a Luca Tiozzo. Cos'è successo Luca? Se puoi, insomma, per quello che ci puoi raccontare, sono i fatti di Trento, giusto? Semplicemente sono i fatti di Trento che oltre alla piega sportiva hanno avuto uno strascico anche amministrativo che non me l'aspettavo, però vabbè, adesso si proseguirà e vediamo come va a finire. Certo, come
ti stai muovendo, per quello che ci puoi raccontare, perché 5 anni credo sia una condanna molto lunga e che ti mette in difficoltà a livello proprio professionale. Già da ieri non eri in panchina, Luca, o eri in panchina per l'ultima volta ieri? Per il momento? No, io non posso neanche andare allo stadio. Esatto, quindi la notizia che ieri non hai seguito la partita dallo stadio, ma l'hai seguita, era vera, via streaming. Quindi. Sì, è vero. Okay. È vero. Come ti stai muovendo? Stai tentando di poter avere una deroga, di riuscire ad avere in questo momento? Semplicemente questa cosa qui la deve prendere in mano un legale, perché io non ne so niente, sono all'oscuro di legali, di giustizia e tutte queste cose qui, perciò un legale si arrangerà e cercherà, insomma, di vedere se si può perlomeno allenare, insomma. Certo. Coinvolgo Luca Crepaldi, che so che è molto informato sulla vicenda. Tutti abbiamo letto la notizia e devo dire, Luca Crepaldi, io non ho mai visto, al di là insomma dei fatti che li conosciamo, della pena che è stata comminata dalla FIGC a Luca Tiozzo, che l'ha scontata. Tra l'altro domenica scorsa Luca era la tua prima panchina dopo aver scontato la squalifica della Federazione Italiana Gioco Calcio, quindi della giustizia sportiva, giusto? No, io sì, avevo fatto Campodarcio, era l'unica partita che sono riuscito a scendere in panchina in casa, giusto a Sedico, è stato sul 3-0 lì con il Cialis Musane, e poi è arrivata questa Daspo, insomma, perciò si ritorna dietro la lavagna. Dai. Certo. Luca Crepaldi, tu hai seguito la vicenda anche per ovviamente raccontarla ai tuoi lettori, vicenda strana da un punto di vista, senza voler togliere le competenze che sono in mano alle persone competenti per ogni organo, però effettivamente mi sembra una cosa abbastanza eccezionale. Io non ho mai visto una cosa di questo genere per un fatto sportivo, la giustizia ordinaria, insomma, che si è poi interessata al caso come ha fatto in questa circostanza. Non so se vuoi un attimino raccontare la tua versione, prego. Di solito si interessa per scontri tra tifosi, generalmente nel 95% dei casi è questa la situazione nella quale viene esaminata la DASPO. Poi sappiamo tutti che la decisione del Tribunale di Trento, che noi rispettiamo come autorità e su questo non ci piove, e come ha già detto anche il mister Luca Tiozzo, ha sbagliato in quello che ha detto verso un giocatore del Trento. Premettendo questo, la parola che mi viene da dire è esagerazione. Poi dopo ovviamente ci sono situazioni che magari noi non conosciamo nella sua completezza delle cose, però 5 anni di DASPO a un allenatore, e tutti siamo consapevoli di quello che succede anche sui campi di Serie A tra giocatori, in diretta TV, offese e tutto quello che ne accade, crea un precedente che sicuramente potrebbe andare ad influire su altre situazioni. Nulla è giustificabile per quanto riguarda le offese e le discriminazioni territoriali o a sfondo razzista, nulla è giustificabile, però sui campi, Salvatore, e qua siamo in tanti che frequentiamo i campi, ne sentiamo di tutti i colori, ripeto, nulla è giustificabile. Ma questo precedente potrebbe anche a questo punto andare a colpire diversi giocatori, allenatori, dirigenti dalla terza categoria in su, ed è una situazione che è delicata da valutare. Io spero che il Tribunale di Trento, il Questore o chi ne è coinvolto a livello di indagini e, ripeto, rispettevole, possa mettersi la mano sul cuore e capire la situazione e poter riesaminare il caso e poter concedere almeno una deroga, una sospensiva nel frattempo in attesa di ricorso. Io personalmente
5 anni li ritengo esagerati e secondo me non si può applicare una pena così lunga. Dal mio punto di vista, poi ognuno è libero di pensarla come la vuole. Certo, praticamente, allora, riepilogando, è successo un fatto in campo, la giustizia sportiva ha dato a Luca una squalifica di 4 mesi, ridotta a 2. Luca l'ha scontata ed è rientrato in panchina a Campodarsego 15 giorni fa e in questo momento invece è la giustizia ordinaria che è subentrata prendendo in mano il caso e dando come giudizio di primo grado, Siamo al primo grado. siamo al primo grado, un DASPO di 5 anni. Quindi da domenica scorsa, quindi già da ieri, Luca non è andato in panchina per osservare questa cosa. E adesso Non può avvicinarsi ad eventi sportivi Perfetto. e di spettacolo. Bene, Luca, immagino anche per te sia stato un fulmine a ciel sereno. Ci hai detto che giustamente i legali stanno vagliando il da farsi. La società Union San Giorgio Sedico come si è mossa? Io ho visto il mondo dello sport e non solo tifosi di qualsiasi squadra essere dalla tua parte. Questo è quello che io ho visto sui social, non so se ho visto bene Luca, ma mi sembrava quasi un 100%. No, un 100% non è, perché poi nel calcio c'è Certo, però ho visto veramente... qualche bel professore c'è sempre, giusto? Comunque hai visto che quando qualcuno ti attaccava subito in 5-6 ti difendevano sui social ormai. No, ma i i social, infatti. insomma, poi Esatto. i social non hanno nessuna importanza in questa cosa qua, perché poi nei social io non li uso molto, ma ci sono commenti di persone che hanno foto di Gandhi, di una 500 piuttosto che una Ferrari, perciò per me sono i signori nessuno, giusto? È molto più importante rispondere alle autorità competenti, se ci sarà da rispondere, spiegare. Okay? La società San Giorgio Sedico sono stati dei signori quando ho preso 4 mesi di squalifica, perché qualsiasi altra società mi avrebbe esonerato. Probabilmente hanno visto che uomo si nasconde in me e quale professionista si nasconde in me e mi hanno salvato dall'esonero e hanno risposto nella stessa maniera. Questo non vuol dire che mi hanno detto bravo, vai a dire pure certe parole dentro gli stadi. Certo. Lo hanno condannato, dicono che non si fa, ma io sono stato il primo a dire che non si fa. In effetti non si fa. La pena sportiva è stata giusta e l'ho pagata. Adesso risponderemo al resto della giustizia, spero insomma che ci sia modo di spiegare, ecco, che magari non sono quello che sembra. Certo, ce lo auguriamo e te lo auguriamo ovviamente che si possa risolvere presto e al meglio. Luca. Guarda, al di là di una carriera che per Luca Tiozzo è vincente e dove è andato ha lasciato il suo segno, per carità, in una carriera di 10-20 anni qualcosa può anche non andare bene, attenzione, però un allenatore vincente che ha sempre saputo stringere rapporti umani con tutti. Questo lo testimonio io che l'ho visto per tanti anni, dunque non ho bisogno di inventarmi o raccontare favole. È una di quelle persone che entra nel cuore dei giocatori, dei tifosi ed è sempre apprezzato. Qualche pecca ce l'abbiamo tutti perché magari una stagione non può andare bene, però il 90% Luca Tiozzo è uno di quegli allenatori che è patrimonio del nostro calcio. Io spero che si possa ridurre fortemente questa la chiamo squalifica anche se non è il termine esatto di 5 anni. Bene, ce lo auguriamo. Luca, Giuro che non l'ho pagato. No, ci mancherebbe. Guarda che domenica siamo tutti a Sedico, dunque minimo una bistecca e delle patatine fritte. Va bene. Luca, la gara di ieri, dai, per entrare, usciamo un attimo da La questa... gara di ieri è stata una gara sofferta, perché poi vista dal ristorante dove siamo stati ospitati, nella Policella, è una gara che tutto sommato è stata dura, ma poi non credo che non abbia rubato niente tutto sommato, anche perché il gol loro viene da un grave errore nostro in disimpegno, perché proviamo sempre a giocare, ma talvolta, ecco, ieri è successo al mio portiere, ha sbagliato grossolanamente. Poi
probabilmente anche un po' scossi da quello che è successo, perché questa cosa qua ha scosso un po' tutti, giusto? Sottoscritto, ma anche chi mi sta accanto, e non avevamo la serenità e la tranquillità giusta nell'imporre il gioco fino in fondo, e saltavamo qualche passaggio che secondo me era fondamentale per quella partita lì. Poi a fine primo tempo li sentivo costantemente, chiaramente non il mister ma il mio staff in tribuna, e pensavo che ci volesse quella pazienza che non avevamo avuto nel primo tempo insieme alla nostra qualità. Fortunatamente l'abbiamo avuto, e poi la bravura anche di risolvere una gara da calcio da fermo è anche quella una virtù, oltre ad aver creato degli altri grattacapi a un'Ambrosiana che sicuramente non si è mai arresa e mai si arrenderà. Certo. Luca, c'è un po' di contestazione a fine primo tempo, il gol segnato su punizione dell'Ambrosiana. Tu come l'hai vista? Ma credo io poi l'ho visto in diretto i due gol, quella no, l'ho visto, i due gol, lo primo, il mio primo, l'1-1 e l'1-0, sì. Mi si bloccava la diretta, perciò sono andato in panico, quello l'ho visto, però non sono riuscito ad avere un replay. Credo che nel regolamento degli ultimi 2 anni non si possa più allungare la barriera non stando a una distanza di 1 metro. E chiaramente se uno vuole stare a una distanza di 1 metro ma stando un po' in fuorigioco, tanto c'è il fuorigioco, in più va a coprire la visuale del portiere, che però non ha nessuna importanza se stesse 1 metro sopra, giusto? Certo. La linea del fuorigioco. Il mio portiere aveva avvisato arbitro e guardalinee, poi quell'uomo lì non si è tolto dalla visuale del portiere, perciò l'ha ritenuto fuorigioco attivo. L'ha ritenuto fuorigioco attivo. Poi avremo così penso che mi abbiano detto, io certo. Ripeto, non l'ho guardata, ecco. Certo. So che noi abbiamo preso quel gol lì eventualmente dopo un salvataggio sulla linea, loro sono ripartiti, abbiamo recuperato palla, non abbiamo consolidato bene e loro sono ripartiti in contropiede, e lì abbiamo preso quella punizione che poteva essere fatale. Ecco. Sì, se si va sul 2-0 probabilmente diventa un'altra partita. Poi avremo modo di guardarci con l'angolo VAR, con il nostro esperto. Io intanto, Luca, ti ringrazio della tua disponibilità e ti auguriamo che si risolva quella questione che è scoppiata proprio nel fine settimana. Ciao. Grazie Luca. Mille. Arrivederci. Grazie. Arrivederci, ciao a tutti. Grazie mister, buon proseguimento di serata. Allora, poi con Germano Zerbetto avremo modo di analizzare per bene. Germano, il mister ha dato la sua analisi, poi la confrontiamo con le immagini. Ovviamente ha premesso che lo streaming non era dei migliori, si inceppava, quindi ha visto quello che ha visto. Vorrei andare adesso invece in quel di Campodarsego Manzanese, gara disputata ieri a Campodarsego, subito a Camandù, in vantaggio il Campodarsego, e poi è uscita la Manzanese. Andrea, che partita è stata quella di ieri? Questa Manzanese è veramente l'antitrento a tuo avviso? Allora, partendo da questa domanda, dico, come ho già detto all'inizio, quando non ero qui, vedevo le partite, le 3 squadre che pensavo potessero arrivare in fondo sono Trento, Clodiense e Manzanese, per il lavoro di queste 3 società, che poi parte sempre tutto dall'alto, quindi hanno lavorato bene in estate, hanno studiato bene cosa volevano, ognuno con metodi diversi, però sanno quello che vogliono. Se vado sullo specifico della partita, sarà un po', io sono sempre molto obiettivo nelle mie disamine, chi mi conosce lo sa, è paradossale parlare di un 4-1 dove io sono felice, tra virgolette, contento di quello che hanno espresso i nostri giocatori, perché veramente i primi 25 minuti non ho mai visto andare così forte, non ho mai visto i ragazzi urtare così forte. Potevamo andare 2-0, abbiamo rischiato, potevamo fare il terzo gol, cioè, a parte che ne abbiamo fatto uno solo, ma per anche un errore dell'arbitro su una rovesciata di Acamadou dove l'uomo lo prende di gomito, una rovesciata di Apollonia uscita di poco, cioè ho visto dopo il Covid di 62 giorni a casa, per la prima volta ho visto intensità, forza, qualità nel palleggio che mancava da tanto, così. E poi prendiamo 3 gol sulla forza della Manzanese, che sono 3 gol 2 da calcio d'angolo e 1 da calcio di rigore, cioè 1 da calcio d'angolo, 1 da una punizione laterale simile calcio d'angolo, e poi il 93esimo un calcio di rigore
che un buon senso di un arbitro, quando sono vicini così e fischi la fine e mi mandi fuori un uomo, io non l'avrei dato. Ma da regolamento ero lontano, non so se l'ha preso con la mano o meno, insomma, comunque. E l'altro su una indecisione, su uno dei migliori giocatori che abbiamo, Montin, dove ha la palla lui, scivola, non ci arriva e mette l'uomo davanti al portiere. Quindi sono episodi che in questo momento... Certo, girano storti. No, io dico la Manzanese se li va a cercare, quindi merito loro, è la loro forza, è una squadra costruita con questa tipologia e sanno quello che vanno a prendersi. Certo, tra l'altro la tua tesi è stata avvalorata dal buon Felice Bussolo anche ieri in diretta, no? Felice segue spesso il Campo d'Arsego, segue spesso le gare casalinghe e ieri la tua chiusura è stata simile da quello che ho appena sentito da Andrea, insomma un buon Campo d'Arsego nonostante insomma le cose siano andate male. Se uno guarda solo il risultato dice 1-4, che partita è stata, però sì. Non so, tu ieri mi raccontavi... È vero Salvatore, infatti io ho visto un grande Campo d'Arsego, 4-1, se uno non vede la partita non siete, dice vabbè, li hanno asfaltati, invece bisogna vedere le partite, bisogna sapere come sono andate. Ho visto un grande primo tempo e forse il fatto di aver perso a Kamandou il secondo tempo ha voluto dire, perché sì, è entrato Bonaventura, è entrato Giordano, insomma, però non sono giocatori che possono dare il peso di Kamandou in questo momento, perché veramente riesce a dare la profondità che questo Campo d'Arsego, che ti ripeto gioca bene, perché l'avevo visto anche contro il Sedico domenica scorsa. Certo. Grande intensità, grande agonismo, infatti avevo intervistato Ballarin e ho detto, tenendo conto che sono 2 o 3 mesi che non giocate, avete un ritmo da domenica, voglio dire, insomma, non l'avete perso, sì che non ha valore, infatti. Certo, ci aspettavamo la sfida Gnago a Kamandou, sfida saltata perché Gnago si è leggermente infortunato nella rifinitura, mi sembra aver capito. Sì, venerdì giusto? Mi sembra aver capito, l'avevo vicino, però stavo per andarci e dopo 4 minuti ha segnato il Campo d'Arsego, ho detto, ho vietato di andarci, perché magari non rompevo le scatole, ma comunque sì, appunto mi avevano detto che aveva sì, qualche sentimento o qualche storta, e c'era anche Felipe, lo stanno aspettando, tanto è vero che ho avuto modo di sentire anche il presidente, insomma, che sì, hanno fatto questo sforzo e diciamo ci credono a quello che dicono. Comunque gioca bene. Sono lì e devono provarci fino in fondo. Giocano. Andrea, hai toccato il tema, e l'avevamo toccato con te in videochiamata qualche settimana fa, il tema Covid, il fatto che avevate rimandato un sacco di partite, adesso ve ne mancano ancora 4 per mettervi in pari con le altre. Com'è questo ritmo di questo campionato? Giocare mercoledì, domenica, mercoledì è abbastanza frenetico, fermo restando che noi amiamo questo sport, mi ricordo la tua tristezza di quel momento in cui non si giocava, quindi presumo che vada meglio così. No, ma sicuramente va meglio così. È che in questo momento si parlava dell'infortunio di Gnago, che lo portai ad Abano e quindi l'ho salutato e si è leggermente stiracchiato. Certo. Sì. Noi abbiamo 11 stirati, tra cui i 2 che hanno, non per difendere Bonaventura e Trovade, ma hanno giocato da stirati. Il portiere nostro sta giocando stirato, perché Favaro si è strappato addirittura a Mestre. Ne abbiamo 11 così. Questo provoca 62 giorni a casa, noi abbiamo fatto 62 giorni a casa, non ci alleniamo, giochiamo e basta, che è bellissimo, però è difficile. Io vedo i ragazzi che andiamo molto a corrente alternata, delle domeniche vanno e poi a Kamandou si è fatto male a fine primo tempo, aveva già un risentimento. Chiaro che devo costringerli, gli chiedo di giocare perché non abbiamo altri giocatori e quindi è sempre una rotazione, non abbiamo un'identità, non abbiamo la possibilità di provare niente in allenamento perché gli allenamenti servono per riposare la fatica enorme che fanno la domenica, ecco certo. Questo. Poi è bellissimo ed è giusto che sia così, però è tutto strano, è tutto molto strano e difficile. Certo. Situazione che è così anche al Delta, Luca, che tu segui in prima battuta. Campo d'Arsego, mi sembra di ricordare, Andrea, correggimi se mi sbaglio, 6 giornate il vostro massimo o 7 da recuperare. Quando siete ripartiti, avete 6 o 7? Mi pare 6. 6, il Delta addirittura 9. Quindi... La presidentessa mi ha chiamato, perché noi dovevamo giocare mercoledì. Sì, infatti, lei mi ha era chiamato... l'unico recupero di questo mercoledì, sì. Invece...
è stato spostato. Sì, giusto? noi abbiamo un bel rapporto, insomma, quindi quando mi ha detto guarda sono in grossa difficoltà, riusciamo a spostare la partita. Io per quello che ho passato prima e difficilmente mi hanno spostato le partite, dovevo dirgli di sì perché immagino la situazione che stanno provando adesso, che ancora la nostra situazione sarà più avanti, però non puoi dire di no ad un'esigenza che, sì, che tra l'altro conosci. No? Ma è giusto che sia così. Certo. Abbiamo un'intervista, Luca, prima di arrivare in casa Delta. C'è un'intervista al presidente del Trento, dichiarazioni veloci ma molto incisive, direi, a fine partita. Prego, dalla regia. Siamo qui con il presidente Giacca del Trento. Presidente, una vittoria sofferta per 1-0, ma forse, come si dice nel calcio, le vittorie più sofferte sono anche quelle più belle. Ma diciamo che ci aspettavamo una grande partita, così è stata. Penso che il Trento sui punteggi meriti qualcosa di più e comunque oggi sono 3 punti importantissimi per arrivare alle 3 partite con gli scontri della terza, la seconda e la quarta in classifica, e pertanto vediamo andare avanti per un proseguo sempre migliore. Allora, fino a un mesetto fa si diceva che il Trento era bello, ma molte volte si faceva raggiungere. Nelle ultime partite invece abbiamo visto un Trento cinico che quando va in vantaggio lo mantiene e porta a casa l'intera posta in palio. Cosa è cambiato secondo lei, Presidente? È cambiato sicuramente che la ripresa del campionato in un certo motivo sempre continuo ha portato che i giocatori avessero una convinzione continua. Questo per noi è stato un bel punto di vista e siamo ripartiti bene perché penso che da oggi in poi stiamo facendo sempre meglio. Perfetto, grazie Presidente, in bocca al lupo. È vero, un Trento sempre più concreto, lo avete visto anche a Portotolle di recente, giusto Luca Crepaldi, prima di entrare nella gara di ieri. Tu mi puoi far litigare ancora con Cementi. No, c'è un buon rapporto, attenzione, scherziamo spesso, dunque... Ma concreto? Concretamente era giusto il pareggio anche a Portotolle. Dunque. Mi sta bene, però la grande squadra gioca ed è giusto il pareggio, ma la vince. Perché? Perché ha il giocatore che riesce a fare, o il reparto che riesce a fare qualcosa in più. Condivido l'affermazione dell'ospite di prima, quando loro attaccano danno sempre quella sensazione di andare in gol. È proprio lì che la loro forza, perché veramente hanno quella solidità, quella potenza che spaventa. Poi dopo, ovviamente, con un allenatore in panchina come parlato, tutto aumenta di capacità. Comunque, tornando al Delta Portotolle, io ascolto volentieri quello che dice il direttore, perché è il futuro di quello che potrebbe accadere ai biancoazzurri, perché effettivamente gli infortuni sono dietro l'angolo. Quando hai una lunga sosta e ricominci ad allenarti, anche se non in maniera completa, hai tante partite da fare, è interessante capire quello che potrebbe succedere, quello che già ci immaginiamo. Certo. Bene ha fatto la Lorenza Visentini, che so e confermo che ha un ottimo rapporto col direttore del Campo d'Arsego, a chiedere lo spostamento. D'altronde altro non si poteva fare in una situazione del genere. Sulla partita di ieri, Salvatore... Esatto, allora... Telegrafico, poi andiamo sul VAR. La partita di ieri, nessuno si aspettava della sconfitta del Delta. Credo che uno 0-0 con 3 tiri in porta e mezzo da parte di ambo le società fosse il risultato più adeguato. Ti dirò che quest'anno Delta e Mestre si sono affrontate 3 volte. La prima in amichevole a Portotolle, e io non ho mai visto una partita più brutta di quella, ma l'hanno detta anche loro, dunque confermo, c'eri anche tu. Poi a Mestre ha vinto il Mestre 1-0, altra partita bruttina, e ieri la linea è stata quella, una gara con pochi tiri in porta, con poche emozioni, con un Delta che è venuto fuori leggermente di più nel secondo tempo, ma non è riuscito ad essere pericoloso. Siamo all'angolo del VAR, quindi dovremmo a questo punto analizzare un paio di episodi, se ovviamente la regia ci supporta con il commento tecnico, in questo caso di Germano Zerbetto. Andiamo a vedere un paio di episodi. Allora partirei, e abbiamo anche Andrea Maniero, così possiamo sentire anche la sua opinione. Campo d'Arsego Chions, in settimana è arrivato il giudice sportivo che ha deciso in merito al ricorso.
Sì, Salvatore, se magari scorrono le immagini che così magari vediamo, in questo caso qui ecco il gioco è fermo perché doveva essere fatta una sostituzione da parte del Chions. Il Chions commette l'errore, ovvero fa uscire un under, un 2000 e un 2002, le fa entrare un 2000 se non erro, quindi in effetti qui ci sarebbe infrazione, l'arbitro fischia la ripresa del gioco ma il pallone non entra in gioco. A questo punto qui i giocatori del Campodarsego protestano perché l'allenatore del Chions era entrato in campo e si rifiuta di far ripartire il gioco. Si era accorto probabilmente. Si era accorto no? dell'errore. Quindi a quel punto lì cosa fa? Va a sostituire e va a sanare l'errore con appunto facendo entrare il giocatore. Il ricorso da un punto di vista di regolamento, dopodiché ovviamente lascerò la parola a Andrea per il suo punto di vista, ma il mio giudizio è da un punto di vista regolamentare, l'infrazione non è commessa perché il pallone non entra in gioco. Se il pallone avesse fatto anche mezzo giro e quindi fosse entrato in gioco, a quel punto lì la sanzione era la perdita della partita. Quindi questo è un po' in sostanza. Che è quello che è successo 2 anni fa all'Adriese, Esatto. l'Adriese di Michele Florindo, che ebbe un episodio simile. Uscì un fuoriquota, entrò uno che non era un fuoriquota, ma anche in quel caso non era ripreso il gioco e quindi anche là... La discriminante è il pallone di fatto. Il pallone se non riprende la partita non c'è infrazione. Lascio... Andrea. Vai. No, quindi dal regolamento, se quello che è entrato in quel momento di arbitro fischia dà un pugno a un mio giocatore non esce, giusto? Perché il pallone non è in gioco, e invece esce e rimangono in 10 e non possono più fare il cambio. Certo. Quindi qui c'è un'altra contraddizione, ma noi non abbiamo contestato, a parte voglio dire una cosa, il Chions ha meritato di vincere. Certo. Noi abbiamo contestato un po' la situazione che si è creata e lo spiego meglio. Intanto abbiamo visto il guardalinee, l'assistente dell'arbitro che è in posizione per il rinvio, quindi il doppio cambio non è mai esistito. C'è stato un cambio al 17esimo, fatto esce stiamo rivedendo. vedete lì e poi il cambio che hanno fatto, se le immagini vanno avanti, l'arbitro non c'è, l'arbitro parla con il segnalinee, il signore che entra in campo è un dirigente, il team manager, e lui fa il cambio senza la presenza dell'arbitro, cioè proprio in maniera molto furba, leva uno e mette quello in quota. Cioè tutto questo senza che, vede, l'arbitro non c'è, lui chiama il giocatore perché si sono accorti e fa il cambio così, di nascosto. Cioè, io ho detto, ma io se voglio le partite domani le facciamo durare tutti 2-3 ore, mettiamo qualsiasi persona a entrare in campo. Se non ci va bene un'azione, e tanto cosa ci possono fare? Ci buttano fuori un raccattapalle, 2, 3, 4, 5, prima o poi la partita finisce, spezzo il gioco quando voglio. I foglietti dell'arbitro io li ho visti e sono uno al 17esimo c'è un cambio e uno al 23esimo. Noi abbiamo chiesto perché in questi 5 minuti non si è giocato? Dateci una risposta giusta. E hanno arbitrato loro. Io non so se Claudio e me succede, non ho mai visto io un comportamento del genere. Quindi tutti ci gli anni sono di stati carriera. 5 minuti di non di gioco, blocco. Andrea? 5 minuti, perché il cambio, un Tra doppio una cambio, protesta e l'altra sono passati circa 5 minuti. poi c'è anche un altro regolamento che parla della sostituzione che avviene nel momento stesso che il giocatore mette il piede in campo. Certo. Quindi abbiamo un regolamento che dice la palla in movimento e un altro regolamento che parla solo delle sostituzioni che sono effettuate, si perfezionano al momento in cui il giocatore entra in campo. Quindi quel giocatore lì è in gioco o no? Quel 2000 al posto del 2000 è in gioco? Sì o no? Poi Certo. se è in gioco e lui gli sblocca il cervello e dà un pugno al mio giocatore. Cosa accade? Cioè, Certo. ci sono delle discrepanze. Noi abbiamo voluto sapere perché il doppio cambio famoso, no? Entrano 2, escono 2, non sono stati fatti insieme, contemporaneamente. Sono stati fatti dopo 5 minuti. Certo. Quindi avete chiesto Arbitrando dei e chiarimenti. non ha fatto, cioè lì in quel momento lì non ha arbitrato il direttore di gara, ha arbitrato 2 o 3 componenti della panchina del Chions. Ma io dentro mi hanno chiesto scusa 100 volte loro, ammettendo l'errore. L'arbitro ha detto anche delle frasi importanti, io non arbitrerò più perché devo sospendere la gara. E infatti sul referto noi abbiamo letto poi quando la procura ha fatto l'indagine, lui ha chiesto un supplemento di dichiarazione e un po' penso che si sia salvato.
Sì, probabilmente dicendo cose poi ha studiato il diverse da quelle che caso sono e successe, tutto qua. Dopo hanno detto così, va bene, non è un problema. Però, lo accettiamo. però crea un precedente dove penso che le squadre sono in difficoltà durante la partita, mando in campo chi voglio, al massimo cosa fa? Mi butta fuori il raccattappale, cioè non è calcio secondo me. Certo. Ritorniamo, allora, episodio a livello regolamentare abbiamo capito cosa è successo, a livello pratico abbiamo capito cosa è successo, quindi effettivamente insomma il dubbio e il fatto di chiedere chiarimenti e di fare ricorso ci poteva stare. Dal punto di vista regolamentare, lampante, chiaro come il sole, quello che ci hai detto, però i 5 minuti sono sicuramente una discriminante molto importante. Germano, secondo caso. Secondo caso, se passano le immagini, calcio di rigore, quello decretato a favore del Trento nella partita, la punizione di Menoli. Allora, in questo caso qua viene segnalato il fuorigioco. Su calcio di punizione, se lo rivediamo, c'è un giocatore che si stacca dalla barriera e corre verso la porta, però da un punto di vista regolamentare non influisce sulla visibilità dell'arbitro. Allora, io porrei l'attenzione sul posizionamento dell'arbitro. Se vedete, l'arbitro è a circa 10 metri dietro la barriera, c'è il guardalinee che è in linea. Allora, lì è posizionato male l'arbitro perché il guardalinee non può avere la profondità per capire se il giocatore davanti disturba o meno la visibilità del portiere. Su tiro in porta, calcio di punizione diretto in porta, il regolamento è chiaro: se non c'è disturbo dell'ottica visiva del portiere è gol. In questo caso qui probabilmente è stato tratto in inganno dall'assistente, perché mi hanno confermato che ha alzato la bandierina e quindi è sanzionato con un calcio di punizione diretto, però vedendo le immagini così è un fuorigioco non punibile. Quindi errore arbitrale, errore che mandava l'Ambrosiana sul 2-0 e poi poteva essere un'altra partita ovviamente nel secondo tempo. Terzo ed ultimo episodio che andiamo a vedere è il rigore contestato dall'Arzignano. Sì. Andiamo a vederlo. Allora, qui è una situazione di gioco confusa che anche ieri di fronte davanti, guardando la partita, si pensava fosse stato un fallo di mano di Molnar, che è il giocatore quello biondo che cade a terra. Invece se noi guardiamo e lasciamo proseguire l'azione, il pallone rimane a terra. Se lo guardiamo, andiamo avanti piano, arriva Aliu che si avventa sulla palla, San Marco che è quello a terra che non sta guardando, sta andando in cerca con il campo visivo dov'è il pallone, quando se ne accorge allarga la gamba e incoccia contro Aliu. Allora, può essere dato o non dato, quello che però fa molta specie è che l'arbitro, da qui non lo vediamo, è dietro proprio la linea ed è vicinissimo all'azione e quindi è in posizione ottimale, sicuramente più degli spettatori e di noi che eravamo a oltre 100 metri di distanza. Quindi è un episodio in cui comunque l'arbitro ha deciso da posizione ottimale, quindi qui io non me la sento di andare contro l'operato dell'arbitro, perché in quei casi lì chi è vicino, anche quando fischi, lo vedi. Certo, quindi è stato bravo Liu anche qua. Dai. Sì. Allora, l'ha cercato o non l'ha cercato? Eccolo, dove va la palla, lui ha dato una puntata. Esatto, proprio... ha dato una puntata, è andato un attimo lì. San Marco, che se guardiamo prima, si guardava attorno perché non riusciva a capire dove era la palla, perché era rimasta sotto di fatto lì vicino a Molnar, che non riusciva a rinviarla. Lui è entrato un attimino prima, come ha detto appunto Claudio, ha dato la puntata, San Marco ha allargato la gamba e lì c'è stato il contatto. Certo, quindi diamo... decisione giusta, corretta quella dell'arbitro, anche in virtù proprio del giusto posizionamento. Abbiamo visto nel caso di Sant'Ambrogio Valpolicella, Montindon, arbitro fuori posizione, esatto. In questo caso arbitro, ci confermi, era in campo, posizionato benissimo. Anche perché, scusami Salvatore, su quello di Sant'Ambrogio, a quel punto lì l'arbitro dovrebbe decidere lui se il giocatore, essendo in posizione più vicina e anche come prospettiva, se va a ostruire la visibilità del portiere. Il guardalinee, l'assistente arbitrale che è laterale, non riesce a vedere da un punto di vista di ottica visiva se era. Quindi è per quello che secondo me l'arbitro doveva essere posizionato meglio nell'occasione del calcio di punizione di Menoli. Certo, assolutamente. Tornando al campionato per chiudere questa giornata, adesso l'angolo VAR, vedo che abbiamo già pronto Nico Pulzetti, quindi andiamo a presentarlo, poi ritorniamo a
ragionare su questa giornata e lanciamo anche il prossimo turno. Prego Ginevra. Secondo ospite di questa sera in collegamento, Nico Pulsetti, allenatore del Montebelluna, cresciuto nel vivaio del Cesena, debutta a 20 anni con i bianconeri, gioca poi anche a Bologna, Spezia e Padova ed è ora allenatore appunto della Protego Calcio Montebelluna. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera Nico, ben arrivato a Speciali Dilettanti. Seconda panchina, se non sbaglio, per te con il Montebelluna. Arriva una bella vittoria in quel di Carlino. Vittoria tra l'altro in rimonta ieri, mister, quindi denota anche il carattere di questa squadra. Sì, questa è stata una vittoria fondamentale per noi per dare proseguo al nostro cammino, che poi l'obiettivo è quello della salvezza che dobbiamo raggiungere non oggi ma fino al campionato a giugno, e quindi io ho fatto veramente 4 allenamenti con 2 partite, una contro il Campodarsego, la prima mercoledì che abbiamo giocato in casa abbiamo perso 3-1 e domenica ieri contro il Cialismuzzana a Carlino che abbiamo vinto 3-1. Sono stati bravi perché dopo il gol preso non ci siamo disuniti, ci abbiamo creduto e già nel primo tempo siamo riusciti a ribaltare il risultato. Certo, ti stai dedicando al 100% alla nuova mansione o c'è qualche possibilità di vederti ancora in campo, Nico? No, io ho preso una decisione con la mia famiglia, con il direttore, con la società. Mi hanno dato questa possibilità che era una cosa che io volevo provare a fare e mi sono dedicato veramente non il 100% in questo momento ma al 200% perché i ragazzi li conosco bene, sono stato veramente fino a ieri con loro nello spogliatoio. Vogliamo tutti insieme raggiungere la salvezza il prima possibile, sappiamo che è molto difficile, molto ardua la salita e adesso abbiamo una partita domenica contro il Chionsi, un altro scontro diretto, loro sono in salute, hanno cambiato tanto, hanno fatto tanti punti e questo è un po' quello che io spero di fare da grande perché mi piace, non è facile passare poi come sono passato io da giocatore allenatore, veramente in un giorno. Anche dal mio punto di vista sono fortunato e sono avvantaggiato perché conosco i ragazzi sia a livello caratteriale, a livello fisico e anche a livello diciamo di gioco, quello che possono darmi. Invece loro sono stati bravissimi perché la linea era veramente sottile. Si poteva sbagliare a pensare che fosse ancora un loro compagno, invece hanno switchato subito la testa, mi stanno seguendo per le mie idee che sto mettendo in campo, ho chiesto tanta aggressività, tanta intensità, ho lavorato praticamente quei 4 allenamenti, che poi 4 allenamenti abbiamo potuto lavorare ben poco perché sia lunedì dopo la partita di domenica che hanno esonerato il mister e mi hanno messo a me in carica e giovedì dopo la partita col Campodarsego che c'erano giocatori che venivano da 5 partite ogni 3 giorni, abbiamo fatto ben poco. Gli altri giorni che sono riuscito ad allenare, soprattutto venerdì che abbiamo fatto la rifino il tour, ho lavorato quasi solo sulla fase difensiva e ho toccato qualche aspetto e certo. Questo cambio per ora ha fatto bene. Bene, Germano Zerbetto ha toccato un po' tutti i temi, Nico, sì. Perché credo una parte sicuramente delicata è quella di cambiare in un giorno la tua immagine all'interno dello spogliatoio. Fino al giorno prima, fino alla domenica, era uno dei ragazzi a disposizione di mister Pasa. Infatti è un punto molto delicato perché anche, voglio dire, nella vita lavorativa può succedere analogamente che allo sport dove fino a prima eri compagno di squadra e dopo diventi il loro capo, tra virgolette il mister. Tu hai dato bravo ai giocatori, però io direi, Nico, che una parte della bravura spetta anche a te, perché riuscire a cambiare giacca, passami il termine, ed essere prima compagno, amico di squadra dei compagni e poi cambiare giacca e dover comunque avere una personalità e un'autorevolezza nella gestione degli allenamenti non è così semplice.
No, non è semplice perché io me ne sono accorto 2 anni fa quando sono andato a Coverciano dopo l'ultimo anno che ho fatto a Padova, che ero senza squadra, e per prendere UEFA B, già lì capì che non era facile perché io da quando ho 6 anni che gioco, ero sempre abituato ad andare in campo e fare quello che mi dicevano di fare. Oggi, passando di là, la mattina la dedico a preparare gli allenamenti, mi sto dedicando veramente tante ore a vedere tanti video perché io lo voglio fare bene, come sono stato abituato, come ho visto allenatori fare, e quindi dedico veramente tantissime ore a questo lavoro e mi è cambiata la vita veramente in una settimana. Certo. Nico, 2 parole, anche se l'hai già così presentato, sicuramente il match di domenica, anche se mancano ancora tantissime giornate, però è un crocevia importante. Il Chions, lo hai detto, è in ottima forma, voi arrivate da una striscia negativa, però avete rialzato la testa. Che partita ti aspetti domenica? Mi aspetto una partita sicuramente difficile, giochiamo in casa e fortunatamente ho 4 giorni di allenamento per lavorare con i miei ragazzi in modo veramente intenso, mettere dentro ancora le mie idee e farò rivedere la partita mercoledì, che tornano tutti i giocatori che ho a disposizione, quella che abbiamo giocato, per analizzare gli errori. È una cosa che prima non si faceva, secondo me in questo momento è fondamentale. E poi dopo Chions abbiamo la sosta e un'altra partita fondamentale per casa l'Ambrosiana, però pensiamo partita dopo partita, abbiamo una finale proprio Chions. Loro stanno bene, stanno facendo dei punti, per noi non sarà facile, sicuramente in questo momento neanche per loro, spero. Certo, guarda Nico, ti ringrazio ovviamente della disponibilità, ti faccio e ti mando un saluto qui dal nostro ospite Claudio Ferrarese che ti vuole salutare. Ciao Nico, complimenti. Ciao Claudio, come stai? Crepi il lupo. So che non è facile perché anche a me nel mio lavoro sono passato da essere un calciatore, avere dei compagni di squadra, il giorno dopo essere il loro direttore, e chiaramente devi essere bravo a scindere le due cose, ma la tua intelligenza, il tuo percorso che hai fatto, la tua carriera, insomma, faranno sì che questo avvenga. Ti faccio un grosso in bocca al lupo. Sì, crepi il lupo Claudio, in bocca al lupo grosso anche a te. Questo ti dico che mi ha dato fiducia subito la società, e questo qui li ringrazio, soprattutto il direttore che ha fatto una scommessa che non è da tutti, perché si è imposto con il direttore generale che voleva mettere me dopo Pasa per non andare a prendere altre persone, volevamo fare una soluzione interna e secondo lui la più logica era questa. Io ho preso la palla al balzo e non ci ho pensato 2 volte. Bene, dai. Grazie Nico, a presto. Un grazie a Nico Pulzetti, neo allenatore del Montebelluna. Ci vediamo sui campi, grazie. Grazie. Abbiamo il collegamento che va e non va, comunque salutiamo il mister Pulzetti. Dovremo avere la pubblicità e poi rientriamo per la seconda parte dove andremo ad analizzare anche il prossimo turno e avremo anche degli altri ospiti. Ci fermiamo qualche attimo, linea alla regia.
Energia, che bella parola. L'amore accende energia. L'amicizia accende energia. Il lavoro accende energia. Il pensiero dell'avvenire accende energia. Lo sport accende energia. Antenore, più energia per il futuro. Fertile Serramenti, dal 1970 produce infissi in legno, legno alluminio e tratta finestre in PVC. Offre serramenti di altissima qualità che assicurano il massimo risparmio energetico, grazie anche all'installazione affidata a posatori certificati. Possibilità di accedere alle detrazioni fiscali o allo sconto in fattura del 50%. Vieni a conoscere i prodotti Fertile Serramenti presso lo showroom in via Annualese Nord 60 a Mellaredo di Pianiga, Venezia, o visita il nostro sito web www.fertileserramenti.it. Viviamo in un'era di ricerca per trovare soluzioni, per trovare noi stessi, per trovare la verità. Ora immaginatevi un'era in cui la prevedibilità della scienza e la saggezza della religione si fondono. Benvenuti all'era di risposte. Non lo so ancora. Eccoci ritornati per la seconda parte di Speciali Dilettanti. Ritorniamo sugli argomenti del prossimo turno, poi dovremo parlare di eccellenza, ripartenza, avremo un altro ospite. Volevo parlare anche di Maicon arrivato in Italia con Claudio Ferrarese, visto che lo abbiamo qui questa sera. Andiamo con ordine con il prossimo turno, quello di domenica prossima. Esattamente, 7 marzo, Adrese, Arzignano Valchiampo, Caldiero Terme Bolzano, Luparense Campodarsego, Manzanese Cartigliano, Mestre contro Ciarlense Muzzane, Prodeco Calcio Montebelluna Chions, Trento Belluno, Union Clodiense Chioggia Sottomarina Ambrosiana, Union Feltre Este e per concludere San Giorgio Serico Delta Portotolle. Bene, partirei con Andrea Maniero, andiamo a vedere il prossimo impegno. Andrea, è un derby, è il derby tra la Luparense e il Campodarsego. Luparense squadra molto attrezzata che va un po' ad energia intermittente e ovviamente voi che in questa classifica continuate ad avere 4 turni da recuperare, quindi un impegno dopo l'altro. Arrivate al derby in una settimana dove potete finalmente allenarvi. Allora, sì, questo è un aspetto buono perché possiamo sfruttare questi giorni per recuperare e per cercare di mettere giù qualcosa anche a livello tattico, piuttosto che solo recupero e poi andare in campo a vedere cosa succede. Affrontiamo una squadra che, i giocatori li conosciamo tutti, una squadra strutturata, una squadra forte, singolarmente può risolvere le partite quando vuole, quindi è una partita come tutte le altre per noi difficilissima. Mentre l'anno scorso io ero molto più sereno quando andavo a affrontare le partite e sapevo come poteva magari andare, quest'anno non lo so, quest'anno vivo la giornata, vivo la partita e spero che i ragazzi stiano bene, spero di non perdere nessuno, quindi è molto diverso. Loro sono una squadra che giocano quasi sempre gli stessi, una squadra che si conosce, quindi sarà dura per noi come tutte le gare poi. Certo. Beh, è un campionato molto livellato, non c'è una gara banale, effettivamente ogni gara offre insidie e credo che proprio il livellamento di questo campionato sia la cosa in più che fa sì che questo campionato diventi imprevedibile. Guarda, il Covid credo abbia aiutato molto su questa cosa qua, certo. Perché se tu noti le squadre che io spesso mi studio tutte le formazioni, no, che arrivano, le squadre che sono lì davanti, dal Belluno, no? Prendiamo anche il Belluno dove è la stessa squadra dell'anno scorso sì. E oggi che si è salvata alla fine, mentre adesso è lì davanti. Sono squadre che non hanno mai avuto problemi, cioè le formazioni sono sempre quelle, cambia un giocatore, il Trento è sempre quella, la Manzanese è sempre quella, il Belluno è sempre quella. Sono squadre che hanno una loro identità, una loro forza e cambiano poco.
Quindi anche quello, questo campionato non è facile, anche perché nessuno può stare tranquillo. Faccio un esempio banale, ma se domani mattina, io mi tocco per gli altri, ma al Trento succede che vengono 10 casi di Covid, è finita la gita. Se succede alla Manzanese può scordarsi la rincorsa, ecco. Certo, è un campionato che sarà incerto fino alla fine. Certo, c'è ancora un ulteriore discriminante che va al di fuori dell'atto tecnico, che è il Covid, che purtroppo ha colpito in diverse situazioni, diverse squadre, chi più e chi meno. Effettivamente insomma, i casi limite sono proprio il Campo d'Arsego e il Delta, che hanno avuto un sacco di problemi e tante gare da recuperare. Luca Crepaldi, per le Polesane, allora abbiamo detto poco nella prima parte dell'Adriese, però io sinceramente un Adriese che torna a casa con un pesante passivo come quello di Bolzano non la ricordo sinceramente. Io ho provato nella memoria a cercare di ricordare un Adriese che subisce 5-0, non la ricordo. È una debacle. Speriamo ovviamente per i sostenitori Granata, per la società Granata, che sia un episodio. Adriese che arriva dopo il 5-0 di Belluno, cioè di Bolzano, scusa, un Adriese che sin qui aveva sempre giocato bene in trasferta e magari pagato un po' più in casa. Arriva l'Arzignano. No, è proprio, hai detto bene tu, la trasferta era la partita dove l'Adriese raccoglieva molto di più per la propria impostazione di gioco, che non era aggressiva ma lasciava giocare gli avversari e dunque in qualche maniera poi riusciva a ripartire con i vari Martino, Marangon. Vabbè, in questo sono analisi che lasciano il tempo che trovano, però beccarne 5 sul sintetico di Bolzano è veramente pesante. Da quello che sono riuscito a capire io è veramente un momento della maggior parte dei giocatori. Nessuno sembrava avesse la voglia, chiamiamola voglia, di fare qualcosina in più. Si è trattato di un momento assolutamente di debacle da parte della squadra, dove neanche Mattiazzi è riuscito a intervenire. Per quanto riguarda la partita di domenica contro l'Arzignano, devi invertire la tendenza contro un Arzignano che verrà con il coltello fra i denti al Bettinazzi, ma l'Adriese sicuramente saprà far valere qualcosina di più, perché dopo aver preso un 5-0 sai che ambiente caldo c'è ad Adria, devono reagire per forza a tutti i costi. Poi dopo vediamo come andrà a finire. Per quanto riguarda il Delta invece c'è il derby, lo chiamo derby della panchina, no? Derby della panchina, sì, due chioggiotti che si affrontano. Luca Tiozzo, come abbiamo visto, non sarà in panchina, ma sarà al ristorante, lo ha detto lui. Magari gli auguriamo che nel frattempo si possa risolvere la questione e possa essere in panchina, quella famosa sospensiva che tu ti auguravi, no? Magari. E dall'altra parte Andrea Pagan. Comunque due squadre che cercano il gioco, che prendiamo il Delta nelle 4 partite precedenti. Nella propria ripartenza aveva fatto vedere una situazione di gioco abbastanza interessante. Il San Giorgio Sedico è ben impostato, ordinato, dunque si vede la mano di Luca Tiozzo, dunque secondo me vedremo una partita molto interessante appunto dal punto di vista delle trame e delle occasioni. Io di questo sono sicuro. Vediamo poi tra il Delta come riuscirà a recuperare Raimondi, che è leggermente acciaccato, è un giocatore fondamentale, e sempre ai biancazzurri manca quella punta là davanti fissa che riesce a far gol, perché di tanti giocatori bravi con talento ce ne sono, seconde punte, trequartisti ce ne sono, manca quella punta là davanti. Dovrebbe essere Filippo Strada, il neoacquisto, che fino adesso non ha inciso dal punto di vista numerico. Allora, ho visto che abbiamo l'ospite pronto. Prima di andare a presentare l'ospite, ci stacchiamo per un attimo dal campionato di Serie D, perché volevamo con l'ospite parlare dei campionati che vanno dall'eccellenza ai settori giovanili. Germano Zerbetto, prima di presentare
l'ospite, so che volevi fare un po' il cappello presentandoci una riunione che ci sarà a breve proprio per la ripartenza del campionato di eccellenza. Prego. Esattamente, Salvatore, permettimi la battuta, ma partirei da una massima del filosofo Lucio Anneo Seneca per capire un po' la situazione, che dice che nessun vento è favorevole al marinaio che non sa in quale porto approdare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dal 25 di ottobre la situazione in questo momento è ancora nel caos più totale. Perché? Perché nonostante i 4 mesi passati, la riunione del 5 di febbraio in cui si era dichiarato che il campionato di eccellenza doveva essere equiparato al campionato di interesse nazionale e quindi applicare il protocollo tamponi per la Serie D, è successo che la settimana scorsa alla riunione di rinnovo del presidente Gravina nessuno sapeva nulla, cioè non è arrivata nessuna richiesta e quindi tutto lì ancora in alto mare. Quindi siamo in una situazione in cui ancora, è l'era dei condizionali. Si dovrebbe giocare, si giocherebbe, dovrebbe partire e tante cose. A quel punto lì c'è stato sono stati serrati un po' i ranghi e dovremmo, e utilizzo anch'io il condizionale, venerdì prossimo c'è un consiglio in cui a questo punto qui è un po' la deadline, cioè l'ultimo giorno per decidere, sembrerebbe in questo caso favorevolmente, protocollo tamponi, assimilare il campionato di eccellenza a livello nazionale, quindi poter partire con i campionati che dovrebbero iniziare all'11 di aprile, quindi il 3 di aprile, quindi il sabato di Pasqua, dare corso ai recuperi, a una giornata di recuperi, e dall'11 di aprile partire con quale format? Dovrebbe essere accantonato il famoso format Tavecchio, ma molto più semplicemente si partirà con il solo girone d'andata, si presume una sola retrocessione e da playoff da decidere. Quindi vediamo, segniamolo nel calendario, Salvatore, venerdì 5 febbraio si dovrebbe decidere. Che siamo ancora abbastanza nebulosi. Abbiamo un ospite, mi sembra che di concreto, insomma, siamo ancora un po' distanti. Ginevra. Terzo ospite di questa sera in collegamento, Renato Comparini, vicepresidente del Monselice, al quale do un benvenuto. Buonasera. Non lo sentiamo. Ciao Salvatore. Eccoci, adesso ti sentiamo. Ciao Renato, ciao. Come stai Renato? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Si continua a guardare la TV, a guardare la Serie D, a guardarla sui giornali e a guardare cosa potrà succedere e fare tanti pensieri e tante ilazioni, tante incertezze. Al momento poche certezze. Noi, e tra l'altro tu eri ospite, un mesetto fa abbiamo avuto una puntata con Beppi Ruzza presente qui in studio, dove abbiamo provato a dare dei chiarimenti, ma ovviamente tutti i condizionali, tutti i mas, tutti i se. Ho letto tra l'altro nel vostro sito una dichiarazione del vostro direttore sportivo che era molto simile a quello che io avevo proposto un mesetto fa. Monselice in questo momento da che parte sta? Cosa vorrebbe fare? Renato, raccontami un po' i tuoi sentimenti e quelli della società. Sì, di quel progetto che ha parlato Mattia e di cui avevamo parlato io e te anche in trasmissione prima di andare in onda, se ben ricordi, noi siamo favorevolissimi, ma lo vorrei accennare dopo. Io adesso volevo ricollegarmi a quello che ha detto Germano, non scomodo Seneca, ma scomodo l'altrettanto famoso Germano Derveto, per concordare con lui ha confermato, cioè il fatto che da ottobre ad adesso si aveva la possibilità di prendere delle decisioni, di fare dei format ben precisi e non è stato fatto assolutamente niente. Noi a Monselice fino a venerdì ci siamo allenati con la speranza, con il dubbio che si potesse ripartire
A mio avviso su questa situazione qualcuno, non dico ci ha dormito sopra, ma ha scaricato barile o ha fatto un po' il Ponzio Pilato. A mio avviso la situazione andava risolta prima e senz'altro va risolta immediatamente. Certo. Il mio pensiero è uno solo, personalissimo, e non voglio sia condiviso da nessuno, ma mi si lasci esprimerlo e accettarlo. Secondo me i campionati vanno chiusi, si sta svolgendo la Serie D, la Serie D è l'unico campionato che avrà una fine. Non scendo sul particolare della regolarità di questo campionato, in quanto vedo che alcune squadre, Delta, Campodarsego, si ritroveranno a disputare 5-8 recuperi, non so in che periodo, non so contro che squadre, e non so come saranno affrontate queste partite di recupero a livello di spirito agonistico dalle avversarie che andranno a incontrare. Quindi la Serie D avrà senz'altro una fine, ma sulla regolarità del campionato nutro qualche dubbio. Regolarità nel senso che le giornate vanno disputate nella maniera più omogenea possibile. Figuriamoci che persino in Serie A le squadre che hanno lo stesso obiettivo si lamentano perché non giocano in contemporanea, no? Chi ha la Champions League, chi ha la salvezza, chi ha l'Europa League. Quindi non vedo come possa definirsi campionato regolare neanche questo. Io farei il format domani mattina, e il mio format sarebbe quello di finire la Serie D, non giocare più in nessun'altra categoria. Le retrocesse dalla Serie D purtroppo ci devono essere, perché il campionato avrà una fine, e saranno sostituite dalle domande di ripescaggio delle squadre di eccellenza che vorranno fare tale domanda. Si dovrebbe, secondo me, stilare una classifica di merito tra le squadre di eccellenza, che potrebbe andare a un punteggio che va dalla presenza in categoria da più anni. Dai soliti criteri, no? I criteri ci sono. I criteri ci sono. Quindi, però secondo te alla fine non si giocherà più? Eccellenza, promozione, prima, seconda, terza categoria, difficile riprendere? Secondo me è difficile, vorrei dire è impossibile, anche viste i numeri che ci stanno dando adesso i TG in questo momento. Certo. E secondo me non sarebbe neanche giusto, in quanto sarebbe sempre malgrado un campionato passato. Basta pensare che anche solo disputando il girone d'andata ci sono squadre che hanno fatto 2 partite in casa e chi ha fatto 2 partite in trasferta. Vabbè, ma Renato, queste cose, se vogliamo giocare dobbiamo mettercele via. Il Campodarsego recupera, il Delta recupera, cioè c'è poco da fare. È una situazione estrema, dobbiamo adattarci, perché se aspettavamo il Delta o se aspettavamo i 62 giorni di Campodarsego non si giocava. Quindi il campionato per me è regolare, ed è regolare così, cioè capisco e apprezzo opinioni anche diverse, però questa ce la dobbiamo far andare bene, non credo che ci siano soluzioni diverse. Adesso hai detto bene, adesso hai detto ce la dobbiamo fare andare bene. C'è poco da fare. Che è diverso da essere regolare. Altrimenti fermavamo il campionato a novembre per il Campodarsego e stavamo fermi 30-40 giorni, poi l'Union Feltre altri 40 giorni, poi il Delta, smettavamo di giocare invece. Ma infatti ho precisato che la Serie D avrà una fine ed è giusto che sia così. Certo. Ma dalla Serie D in giù, secondo me, non è giusto riprendere, non è giusto che ci siano delle retrocesse, delle promozioni in base a un solo girone d'andata. Certo. E il format con le retrocesse dalla Serie D e le 36 ripescate con i soliti criteri, come hai detto tu, dall'eccedenza. Il campionato dell'anno prossimo io lo farei, come dicevamo io, te, e confermato da Mazzò Mattia, io farei da settembre
se si potrà, fino a settembre dell'anno dopo, concedendo dei tempi di sosta dovuti a qualsiasi evenienza. Quindi farei un ultimo campionato in un biennio, e poi, come dicevamo, farei l'annata 2023 da marzo ad ottobre e così via, farei per anno solare, come dicevamo io. Certo, chiaro, praticamente andresti ad adattare il tempo al momento attuale che stiamo vivendo, dando lo spazio di poter riuscire a disputare il campionato nei mesi probabilmente più favorevoli. Bene, Renato, come sai il tempo è sempre molto tiranno. Io ti ringrazio della tua disponibilità e ovviamente della tua proposta. Un saluto agli amici Monselice, non so se dovevi aggiungere qualcosa, volentieri, abbiamo ancora qualche istante. Aggiungo solo un grande saluto, un grande abbraccio a te, a Luca, a Germano e a tutti quanti i colleghi che sono in studio e anche che hanno partecipato. Grazie. E speriamo che... Grazie Renato. Grazie Presidente, grazie Renato Comparini, Vicepresidente del Monselice. E Germano, poi andiamo ovviamente anche su altri temi. È molto complessa e variegata, ci sta l'idea che ha espresso il vicepresidente, ci sta l'idea di fare questo, di fare quello. Qui insomma però bisogna stringere, come si dice, le funi e trovare una soluzione. Poi bisogna percorrerla velocemente, come diceva anche Renato Comparini. Sì, allora, per quanto riguarda l'anno in corso, sicuramente per i campionati dalla promozione in giù la vedo durissima, cioè con speranze veramente allo 0, di poter ripartire. Comunque anche l'eccellenza non sarà semplice perché, come dicevo prima, c'è stato un buco di questi 4 mesi in cui non si è deciso la parte amministrativa, perché ok, venerdì decidono, dicono bene, il 5 si iniziano gli allenamenti. Beh, qui abbiamo 2 direttori di Serie D, abbiamo il protocollo tamponi, cosa fai? Inizi gli allenamenti senza aver fatto i tamponi? Ragazzi? Volevo dire una cosa, in eccellenza ci sono 650 squadre in Italia, 650. più o meno. Anche a livello organizzativo non considerando è facile. 650 per 40, che sono il numero che devono fare i tamponi, io ho parlato con qualcuno che fa i tamponi, ho detto noi non ne andiamo, perché anche da noi, non so se è successo da voi, ti danno appuntamento il venerdì mattina, c'è gente che lavora, c'è gente che studia, molte volte tutti presenti e non vengono, non arrivano perché non fanno in tempo a fare le 160 squadre in Italia, arrivano al sabato. Fatto in eccellenza, trasportato per il numero. E un'altra cosa, l'ASL nostra è diversa dall'ASL dell'Emilia Romagna. Faccio un esempio semplice. Certo. In Emilia Romagna basta uno che sia positivo all'interno di una squadra e fermano tutti. Da noi no, noi ci fanno allenare gli altri negativi. In Emilia Romagna fermano tutti almeno 15 giorni. In Calabria non è, cioè, dopo, ci sono ancora troppe diversità e soprattutto credo che il numero di tamponi da eseguire è andata in difficoltà la Serie D alla partenza. Abbiamo visto squadre che non riuscivano a fare i tamponi perché il laboratorio non riusciva a farli e a esaminarli. Quindi sicuramente c'è un grosso problema. Ma è proprio, Salvatore, è quello lì che ho detto, cioè se venerdì anche decidono, cioè non è che spegni e accendi la luce c'è e una struttura, certo. C'è tutto un apparato burocratico, amministrativo che non è così semplice, devi trovare il medico che ti processa, devi avere il discorso, ci sono i costi, cioè c'è tutta una serie di pratiche e qui abbiamo 2 direttori sportivi di Serie D che sappiamo le difficoltà, quindi la vedo dura al di là del sì, ok, iniziamo. Man mano che scendiamo di categoria andiamo sempre più verso il dilettantismo puro, come diceva Andrea, lavorano, quindi non c'è la disponibilità di essere alle 10 della mattina a fare il tampone. Quindi se mi fermano un mio compagno e io che ho la partita IVA e vado in giro in macchina tutto il tempo, faccio lavoro in posta e mi dicono ti sei diventato positivo lì, è meglio che stai a casa da lavoro. Sì, è un grosso problema. È improponibile questa cosa. È molto difficile. Io la vedo difficile, mettermi nei panni di un uomo che ha famiglia, che deve dire aspetta, vado lì a farmi i tamponi, poi è positivo un altro e sto a casa dal mio lavoro. Cioè la vedo complicata rispetto a 650 squadre, perché anche in eccellenza sappiamo che c'è chi fa, magari chiamiamolo di mestiere questo, ma saranno 5 squadre su 650. Poche. Ogni squadra ha poi la sua identità. Usciamo da questo argomento perché è complesso e credo che
non stanno trovando una soluzione che vada bene gli organi competenti, quindi credo che è giusto parlarne, però effettivamente ci sono delle problematiche oggettive. Volevo parlare di Maicon, non ne abbiamo ancora parlato, grande giocatore dell'Inter, arrivato al Sona per un mese, forse più, non si è parlato che di questo, eccolo lì, è stato proprio il direttore sportivo Claudio Ferrarese che ha portato a compimento questa importante operazione di mercato. Allora vorrei che ci raccontassi intanto com'è nata, cosa è stata e com'è andata questa operazione, che credo sia stata anche complessa, Claudio. Sì, intanto faccio una battuta: da quando è arrivato Maicon non abbiamo più fatto un punto, quindi diciamo che non ha portato bene, mettiamola così. Comunque, a parte gli scherzi, no, è stata una cosa, voglio dire, a livello mediatica bellissima, importante per tutto il calcio dilettantistico, soprattutto perché portare un giocatore della caratura di Maicon in Italia insomma, è stato qualcosa di veramente di inenarrabile. Penso non possa mai più succedere che un giocatore di questo livello possa andare in una squadra dilettantistica. Detto questo, c'erano tutti i presupposti giusti, infatti l'abbiamo gestita in maniera ottimale. Tra l'altro in quel periodo andavamo benissimo con la squadra, c'era una gestione veramente importante, un allenatore bravo che poi tra l'altro è stato esonerato come ben sapete, dove non faceva presagire neanche il minimo dubbio anche sulla gestione di Maicon. Detto questo, è nata da un nostro collaboratore brasiliano che appunto mi aveva detto che c'era la possibilità di portare Maicon in Italia per cose anche sue, diciamo, familiari. E quindi abbiamo lavorato per 2 o 3 mesi su questa cosa, siamo riusciti a portarlo, lui era contentissimo, voleva venire in Italia, anche come ho detto prima, anche per il discorso della sua famiglia, di portare la famiglia in Italia. Aveva ancora voglia di giocare, sapevamo che giocava in Serie D brasiliana al Villanova, allenata da Mancini. Di questa gestione di Maicon mi do una colpa, che forse a livello di campo dovevamo un attimo cercare di gestirlo meglio. Io qua mi assumo tante responsabilità, nel senso che non era pronto per giocare certe partite. La nostra Serie D. Sì, ma soprattutto appena arrivato, insomma, dopo 10-15 giorni era già in campo, quando noi comunque stavamo andando molto bene, eravamo sesti in classifica. Però devo dire, lui è un ragazzo volenteroso, ha voluto infatti, come dicevo, giocare subito, ha parlato con l'allenatore, insomma l'allenatore chiaramente quando un giocatore di un certo livello ti dice mister sto bene, me la sento, giochiamo, poi tutti ci aspettavano al varco perché insomma televisioni, stampa, insomma era una cosa veramente incredibile. Purtroppo vabbè, poi sono successe tante altre cose, le cose non sono andate benissimo, anche per me personalmente, e quindi adesso il Sona si ritrova insomma in una situazione delicata e difficile. Ed è un peccato perché, vi devo dire la verità, Maicon è un ragazzo straordinario, mi dispiace molto che insomma sia anche incappato in questo periodo, però insomma mancano ancora tante partite, speriamo che piano piano che lui ritrovi la forma migliore e che poi Sona possa insomma disputare fino alla fine un buon campionato. Germano Zerbetto, ti vedo intento e volevi intervenire. Sì, perché allora con Claudio insomma c'è un rapporto di amicizia, ha fatto molto bene anche all'Evico e volevo chiedere a Claudio, ha fatto una bella sintesi, un impatto mediatico importantissimo per tutto il calcio dilettantistico, però Claudio non abbiamo capito bene questo fulmine a ciel sereno che è capitato poi e sono arrivate appunto le dimissioni, o comunque insomma tu hai deciso di andare via da Sona e quindi lasciare la favola, passami il termine, incompiuta. Che cosa è successo? Ma guarda, intanto premetto che mi è dispiaciuto moltissimo, ma non c'erano più i presupposti per andare avanti e io dopo una chiacchierata con il presidente non me la sono più sentita ad andare avanti. C'erano persone all'interno della società che non c'entravano niente nel mondo calcio, e quindi io ho detto al presidente che non volevo più certe situazioni al campo, così non è stato, io dal giorno dopo sono rimasto a casa. Quindi questa è stata la situazione mia. Mi è dispiaciuto molto, ripeto, soprattutto per i ragazzi, perché Andrea lo sa benissimo, quando un direttore sportivo porta dei giocatori, ha in mano i giocatori, in mano la squadra, in mano l'allenatore, con l'allenatore tra l'altro c'era un rapporto straordinario, stava facendo un grande lavoro. Però ripeto, quando non ci sono rispetto dei ruoli non si può più andare avanti. È ovvio che io dal giorno dopo veramente sono stato a casa e questa cosa mi è veramente dispiaciuta molto, ma
non ce la facevo più andare al campo, nel senso andavo al campo che non ero più contento, nonostante fossimo in una situazione di classifica importante, perché quando io ho dato le dimissioni eravamo forse ottavi, non in classifica. Per il Sona, insomma, stavamo facendo un campionato strepitoso, con una squadra per me ben costruita, buona, allenata da un bravissimo allenatore, quindi è andata così, pazienza. Abbiamo un paio di domande. Allora, arrivano delle domande. Pescate Luca? dai social, sì, Allora, perché sapevano dei nostri siamo in ospiti. chiusura, quindi cerchiamo di essere brevi. Un po' Prego. ficcanti per il direttore, Botta per e il risposta. direttore ferrarese. Le leggo come arrivano, dunque se dopo vuoi rispondere, Sì, rispondi, sì, ma- altrimenti no. no, niente da- Allora, è vero che il procuratore De Sousa è il direttore sportivo ombra del Sona? Ma De Sousa è una persona che è all'interno della società che insomma Potrebbe... a me ha creato qualche problema, ecco, sì, sicuramente. E poi parliamo di soldi, si parla che per questi mesi Maicon percepirà circa 20.000 euro. No, assolutamente no. Maicon ha un contratto veramente, mi permetto di dire, ridicolo, anche perché non è che Maicon sia venuto a Sona per soldi. Maicon è venuto a Sona Sicuramente, per altri esatto. mille motivi e c'è stato questo contesto. Insomma, tra l'altro Verona, Milano, in certe situazioni, comunque era una bella realtà, Sì. tra l'altro stavamo andando anche molto bene, Esatto. ma assolutamente non percepirà questo. La gente da casa è curiosa, poi dopo per carità, ovviamente cerca io di... sapevo ben altre cifre, ma ripeto, Certo. E C'è una domanda per Andrea, no? è una al volo Prego. per il direttore Maniero, che è meno ficcante, si vede che erano più ficcanti per il direttore ferrarese, invece per Maniero: chi vede favorito tra la Manzanese e il Trento alla luce degli ultimi acquisti di entrambe le società, ovviamente. Non puoi dire chi sia la favorita, dico il Trento perché è davanti in classifica. Esatto, la Manzanese con Felipe e Papo Boscolo magari ha rinforzato. A me la Manzanese piace moltissimo. Dunque è già una bella risposta. È una bella risposta. Poi sappiamo tutte le incognite che ci sono in questo campionato. Allora, ricordando il prossimo turno, abbiamo analizzato un paio di match. Vorrei Felice Bussolo, visto che spesso vai a Mestre, arriva il Charlins, due squadre d'energia alternata, no? Diciamo che più che il Mestre veniva in pratica un momento, insomma, no, per il Mestre più che altro i giocatori suoi, anche se le vittorie le ottiene lo stesso, però alcuni giocatori, vedi Fasolo, vedi De Leo, insomma, che sono un po' giù di condizione, normale, insomma. Charlins ritorna sotto via a Mestre, che insomma è sempre un bel ritorno, è un bel ritorno, senza tifosi, però insomma bisogna vedere questo Charlins che è partito con molti obiettivi, però adesso è in una zona non tanto, diciamo, felice, ecco. Felice di nome e di fatto. Esattamente. No? Però volevo allacciarmi, scusa Salvatore, che Andrea Manieri, direttore sportivo del Campo d'Arsego, mi viene in mente Luparense, cioè Campo d'Arsego, Luparense, mi viene in mente quella in casa dell'anno scorso, che c'erano gradinate piene, bambini, insomma è stata l'ABC del calcio, perché è stata una bella partita vinta a Campo d'Arsego per 3-2, ma insomma, è stata veramente un bel derby, cosa, un bel derby. Rispetto ad oggi, sì, campi è vero. solamente vuoti e quant'altro. È vero. Ti posso chiedere un'ultima presentazione, visto che Manzanese e Cartigliano, Manzanese l'hai vista un paio di volte, il Cartigliano lo segui diciamo, per mille motivi, no? Incontro fra l'astuto Vecchiato e il mago, se si può dire, il mago Ferronato. Mago perché quello che tocca si vede benissimo, insomma. Hai sempre espresso simpatie per il mister. Per due bravi mister. Per due bravi mister. Germano Zerbetto, velocemente, Union Clodiense e Ambrosiana, due squadre in questo momento in posizioni completamente diverse, e Trento Belluno, credo sia il big match. Beh, Union Clodiense Ambrosiana è una sfida che torna ancora dai tempi dell'eccellenza, in quel campionato in cui alla fine al photo finish lo vinse l'Ambrosiana contro la Clodiense, mentre in Coppa Italia di eccellenza ricordo che vinse la Clodiense contro l'Ambrosiana. Quindi è una partita, un testa a coda, questa Ambrosiana deve cercare di
svoltare, perché è sempre lì, si fa raggiungere, va in vantaggio, dopo pareggia oppure come ieri va sotto. Dall'altra parte l'Unione Clodiense ha l'imperativo di vincere per poter proseguire il proprio cammino. Dall'altra parte Trento Belluno, prima contro quarta mi sembra in classifica, all'andata fu un pareggio, vedremo se la squadra di mister Parlato riuscirà a proseguire e ad inanellare la sesta vittoria consecutiva. Il Belluno è riuscito insomma, ecco, a vincere e a rovesciare la partita contro di domenica scorsa, e quindi vedremo una partita insomma, ecco, sicuramente aperta a tutti i risultati, perché il Belluno è un osso molto duro, quindi vedremo un po' insomma, ecco, chi vincerà insomma, ecco. Certo, l'ha dimostrato il Belluno di essere squadra tosta in questo campionato, e sicuramente un'altra bella giornata da seguire molto attentamente, quella di domenica. Non so, ci potrebbero essere degli anticipi al sabato, speriamo di no, di vederle tutte e 10 domenica. Sì, perché il 14 doveva essere dedicato ai recuperi. Chiedo. Noi giochiamo sabato. Voi giocate sabato? Sì, perché poi giochiamo mercoledì. Con il Delta, okay. Giusto Andrea? Sì, quindi esatto. Campodarsego Delta mercoledì, e poi... quindi si anticipa il sabato. Quindi probabilmente sì, sarà gioca il spezzettato. mercoledì, esatto, sicuramente. Andremo a vedere nel prossimo comunicato gli anticipi. Intanto notizia ufficiosa ma ufficiale, perché esce dalla società, da Andrea Maniero: il Campodarsego giocherà di sabato. Siamo arrivati in fondo a questa nostra puntata, abbiamo toccato tanti temi, direi Ginevra. Non ci resta che ringraziare i nostri ospiti, non ci resta che ricordare al nostro pubblico il prossimo nuovo appuntamento di Speciali Dilettanti. Esattamente Salvatore, appuntamento quindi alla prossima puntata, il 12 aprile 2021. Prima di ringraziare i nostri ospiti di essere stati con noi, voglio ricordarvi di continuare comunque a seguirci sulla nostra pagina Facebook di Padova Sport, sul nostro sito di padovasport.tv e anche sul nostro canale 73. Partirei da ringraziare gli ospiti che si sono collegati con noi questa sera, quindi un saluto speciale a Tiozio Luca, allenatore del San Giorgio Sedico, a Nico Polsetti, allenatore del Monte Belluna, e Renato Comparini, vicepresidente del Monselice. Un grazie particolare anche a Claudio Ferrarese, direttore sportivo. Grazie a voi dell'invito. Andrea Maniero, direttore sportivo del Campodarsego. Grazie a voi. Luca Crepaldi, giornalista del Gazzettino. Grazie mille Ginevra, buona serata a tutti. Vorrei capire cosa si è fatto il dito felice, che è il dito incerottato. Quando si dorme. Ah, ho capito. Un grazie particolare anche a Felice Bussolo. Grazie dell'invito e alla prossima. Devi Grazie. spiegare a Luca Crepaldi cos'è il lavoro. Non è un concetto che non conosce. Giusto, vabbè, lo faremo anche questo, un po' alla volta. Non dire a tutti che dormo fino a mezzogiorno, Salvatore, dai. Un grazie anche a Germano Zerbetto, il nostro opinionista. Grazie Ginevra e buonasera a tutti i nostri telespettatori. E un grazie particolare anche al nostro conduttore Salvatore Pinatti. Beh, io il grazie lo dico veramente a Ginevra, che è qui con noi e ci dà veramente una grande mano per la nostra trasmissione, che ritornerà il 12 di aprile, perché il primo lunedì di aprile è Pasquetta, quindi ci prendiamo un lunedì di festa, e ritorneremo il 12 di aprile con Speciali Dilettanti, puntata di aprile. Ma avremo modo di accompagnarvi a questo appuntamento con gli appuntamenti settimanali che gestiremo sulle varie pagine social. Quindi grazie a tutti, voglio ringraziare in maniera particolare l'amico di Viv Group, ritornato insieme a noi all'interno del nostro programma per dare energia a Speciali Dilettanti, e ringraziamo quindi gli amici specialisti del colore. Appuntamento al 12 di aprile e a questo punto buon proseguimento di serata con i programmi di Telecittà. Buonasera.